Allora, tanto entriamo fuori onda, emergono nuove questioni, magari dopo Assessore anche le affrontiamo se possono essere di interesse collettivo. Parola un attimo, deve fare una domanda anche lei, si presenti come azienda, Fabio Carraro se non sbaglio. Sì, Fabio Carraro di Campodarsego, produco frutta essenzialmente, quindi dalle pesche alle ciliegie, finendo con le mele e con le pere prevalentemente. E poi Faccia anche la altri domanda oppure prodotti. le obiezioni ai nostri ospiti. Ma si parlava con Harry poco fa di burocrazie. Anch'io 6 anni fa, quando ho iniziato con la mia startup, ho vinto, diciamo così, il bando dell'Unione Europea e mi sono stati dati i 30.000 euro, erano all'epoca per l'acquisto dei primi macchinari, dei primi miglioramenti agrari e tutto quanto. Una cifra che non andava a coprire all'epoca neanche la metà dell'investimento, ma comunque Ha bene hanno consentito fatto. l'avvio, insomma. Sono state sicuramente un aiuto. Però dal punto di vista burocratico, non vi dico il tempo speso in preventivi, scartoffie, controscartoffie, controlli e ricontrolli, credo mi abbiano, non so, fotografato anche col satellite, perché veramente non avrei, anche volendo, potuto mettere un centesimo al di fuori di quelli che erano gli investimenti previsti. Non vi dico neanche le difficoltà con le banche che a fronte di un documento dell'Unione Europea che mi diceva che mi davano questi 30.000 euro, eppure molte banche facevano, mi sembra, orecchie da mercante. Quando ho minacciato di cambiare banca, allora si sono convinti che forse era il caso di cominciare a informarsi. Quindi è stato usato prima il termine kafkiano per queste cose, sottolineo ed evidenzio veramente una cosa assurda, quindi settimane e settimane perse in scartoffie, a mio modo di vedere, inutili, per una cifra che tutto sommato non è neanche un granché, che per uno che inizia in agricoltura sì, è un aiuto, ma non puoi fare miracoli. Detto questo, devo dire che comunque nel corso degli anni l'azienda è andata bene, va bene. Ho aumentato l'offerta, ho raddoppiato le vendite in questi 4 anni, in questi quindi 4 anni. Sono diventato esperto di marketing, perché mi vendo tutta la cosa, i prodotti praticamente a casa, tranne poche cose che porto qui all'ortomercato, quindi per me non ci sono problemi Ma per dove quanto riguarda. ravvede un po' il problema per porre l'obiezione, Vedo a parte la burocrazia se che questo volessi diventa. crescere, se dovessi affrontare, che ne so, ancora tutta questa burocrazia, vuoi per acquistare nuovi terreni, vuoi per cercare qualcuno che mi dà una mano, perché se cresci non puoi fare tutto da solo, è logico. Quindi entrare anche nel discorso di reti di impresa eventualmente. Ovviamente parliamo appunto anche di terra, del costo dei terreni. Si è accennato prima alla banca della terra, ma comunque ricordiamoci che un terreno agricolo nell'Alta Padovana ha ancora dei costi assolutamente esorbitanti, quindi per rientrare nell'investimento ci vuole molto molto tempo. Quindi vorrei sapere se potremo arrivare nel più breve tempo possibile a una situazione di sblocco di questa situazione, perché ripeto, io avrei anche le possibilità di crescere, di ampliare. Ma si trova bloccato in questo punto di Sì, vista. il mio problema è che ho una domanda superiore a quello che io posso offrire, quindi in una Vorrei situazione allargarmi, ma non mi credo fido. buona di mercato, però No, le burocrazie sicuramente si mettono un po' troppo di traverso. chiaro. Peraro, poi Schiavo. Questo pone una riflessione seria su un aspetto che avevo tentato di porre all'assessore in occasione della discussione sul PSR. Un conto è l'inserimento dei giovani in agricoltura, poi tutti quanti ci dimentichiamo che il giovane si è inserito e ci dimentichiamo del mantenimento della crescita dell'azienda agricola. Ecco, questo era il focus interessante. Oltre all'inserimento, aver avuto la possibilità di prevedere misure o modalità per garantire non perché sia una sussistenza, ma per garantire il miglioramento dell'azienda, come nel caso appena raccontato, di Con la qua c'è dare la passaggio possibilità ulteriore, di crescita. migliorare, di implementare, di ingrandire l'attività. Perché vedete, prima abbiamo sfiorato il problema del rapporto tra la crescita dimensionale dell'azienda agricola e l'organizzazione che deve avere l'azienda agricola per competere nei mercati, perché è necessario, se cresci, di avere un'organizzazione che ti permetta di essere competitivo. Io credo
e su questo è stato fatto anche proprio 15 giorni fa una delibera delle misure per quanto riguarda le organizzazioni dei produttori, sono stati rivisti i numeri per aumentare la dimensione, perché questo è quello che permette di essere più competitivo. Cioè che delibera è stata presa? Spieghiamola un attimo. Sì, in due aumenta parole. i requisiti dopo l'assessore, casomai. Sì, dopo andiamo all'assessore. Del numero degli appartenenti delle organizzazioni di produttori, sia per avere dei benefici derivanti dalla possibilità di avere le misure europee, ma soprattutto per essere più competitivi. Allora, noi capiamo che quando un importatore, un buyer famoso, viene da noi e compra il prodotto veneto, ad esempio nel settore del vino, molte volte noi siamo talmente parcellizzati che non siamo in grado di garantire l'offerta. Ecco che non solo lo strumento del consorzio, ma soprattutto lo strumento della cooperazione, il mettersi assieme, mettere assieme le energie migliori delle proprie attività di impresa può essere la risposta che dà, può essere la ricetta giusta per dare la risposta alla competitività dell'azienda e avere nuovi mercati, ma soprattutto non dimentichiamo mai la remunerazione del proprio prodotto. Chiaro. Schiavo, poi l'assessore. No, allora, io credo, allora, come imprenditore ho avuto a che fare, mi sono provato ad avvicinare per avere un credito a Veneto Sviluppo e dopodiché ho rinunciato perché non c'era speranze e mi sono dovuto tornare e appoggiare il consorzio Ecofidi, il consorzio garanzia mio, come azienda. Io credo che se fosse così facile, come stiamo dicendo, accedere a un credito, i parlamentari del Movimento 5 Stelle non avrebbero fatto di tutto perché il MISE attuasse questo microcredito con l'eccedenza degli stipendi. E in più, visto che tutte le pratiche, come è stato detto, sono incasinatissime, hanno creato anche una rete di consulenti aziendali che gratuitamente fanno il servizio di assistenza alle aziende per ottenere questi soldi, che non sono tantissimi, sono 35.000 euro, ma sono quelli che più o meno ho avuto, quindi siamo in pari. Detto ciò, a me piacerebbe anche, visto che si parla di tutti gli investimenti spesi in agricoltura, un po' ribaltare l'acquistazione, trovarmi dalla parte di qua e fare domande di là, visto che abbiamo Mattia Cappello, che oltre anche in SDCA è anche vicepresidente del consorzio di bonifica di Gioganeo, noi abbiamo appena piazzato dei consiglieri nostri all'interno dei consorzi che sta facendo un lavoro egregio. Allora, una domanda che non sono riuscito ancora a capire è quanto oggi ammonta il credito del consorzio di Gioganeo verso la Regione Veneto per quanto riguarda tutte quelle opere di sicurezza idraulica già eseguite dal consorzio per conto della regione, che non erano del consorzio. Perché glielo sto chiedendo? Perché mi piacerebbe capire se, venendo meno le risorse del consorzio, perché è esposto su questa spesa già fatta, si ripercuotono tutto ciò nei compiti che sono quelli dei consorzi, nei doveri che hanno verso le imprese agricole, che sono qualità dell'acqua, l'irrigazione e anche la sicurezza idraulica in primis. Ecco. E già abbiamo anche Ruzzante che è in commissione bilancio, magari dopo ci spiega come mai questi soldi non sono stati dati ai consorzi, ma prima magari sentiamo Cappello. Ma velocissimo, perché è una curiosità che qualcuno adesso deve togliermi. Ero stato in un'altra trasmissione televisiva con il candidato presidente per il Movimento 5 Stelle Jacopo Berti e che aveva detto: ho presentato una domanda a Veneto Sviluppo e non è stata accolta. Il collega dice ho presentato, le risposte sono due: o le fate male o c'è un problema proprio di accanimento con 5 Stelle, visto che Veneto Sviluppo processa e approva circa 5.000 domande all'anno di erogazione di finanziamento, quindi o sono le vostre sbagliate o non riesco a capire. Io vengo da una visita a un'impresa alla quale è appena stata bocciata. Se abbiamo aperto la parentesi vi spiego come mai la mia è stata rifiutata. Sì, ho capito la battuta, però... No, non era una battuta, ma io non voglio difendere Veneto Sviluppo, ma 5.000 domande, se non sbaglio, l'assessore Manzato, cioè, vengono processate, fatalità, 2 degli esponenti di 5 Stelle non vengono processate. Allora, la mia è stata processata e andata indietro, cioè tornata indietro perché ho chiesto un consolidamento finanziario nei confronti di debiti su fatture non riscosse. Allora, c'è un limite... È una misura prevista? Sì, c'è un limite temporale di 180 giorni, ma nel frattempo il pagamento era 90. Ho avviato le pratiche, ho superato gli altri 90, sono uscito ai 180 e quindi mi ha detto Veneto Sviluppo non ti possiamo più coprire i fondi. Questa non è una lentezza mia domanda, perché comunque l'azienda ti paga 90 giorni, io un po' di trattativa con questa azienda ho provato a farla, quindi ne sono passati altri 20, altri 30, fatta la domanda e sono passati 180, quindi magari ho sbagliato io la domanda, ma i tempi non li ho decisi io, li ha decisi Veneto Sviluppo, insomma. Tutto qua. Dopo magari torniamo ai consorzi, che è un po' più importante di questa cosa qui. Sono 60 milioni. Risposta molto semplice, abbiamo avuto l'audizione in commissione bilancio. Solo a Di Gioganeo 60 milioni? No, 60 milioni sono i
il debito che ammonta... No, questo a fine anno, Sì. siamo a 100 adesso. Quando abbiamo fatto l'audizione del bilancio erano 60 milioni che attendevano dalla Regione Veneto i consorzi. I consorzi sono legati a doppia trama con l'agricoltura. Assolutamente Certo sì. che sì. Assolutamente Se sì. mancano i soldi dei consorzi, Assolutamente qualcosa poi manca anche è un all'agricoltura. punto di difficoltà Quindi, vera. Cappella. Purtroppo, tra l'altro, il nostro consorzio Adi Gioganeo in questi ultimi anni è stato colpito da delle forti alluvioni. Vero. E siamo stati messi a dura prova perché abbiamo avuto delle sommergenze molto ma molto onerose, gli assessori regionali lo sanno bene, e ad ora il debito che ammontiamo con la Regione sono di parecchi milioni di euro, oltre i 10 milioni di euro come Adi A fine Gioganeo. anno quelli. Come Adi Gioganeo? Beh, vi posso dire tranquillamente che l'Adi Gioganeo, per fortuna, sono arrivati all'ultimo del fine anno qualche soldo dalla Regione e ci hanno consentito di andare avanti, se no avremmo avuto dei grossi ma grossi problemi a continuare. Per fortuna è arrivato qualche spicciolo che ci ha consentito di pagare stipendi e andare avanti con il consorzio. Tuttavia, mi sento tranquillamente di dire che il consorzio non ha mai e poi mai smesso di fare i servizi agli agricoltori. Infatti si è caricato lui delle spese e ha un debito da far fronte per riuscire a fare i lavori nel territorio e di tenere la bonifica in ordine e pulita. È vero che questi soldi la Regione non ci ha detto che non ce li darà. Per carità, ce li daranno, ma noi però adesso come consorzio Adi Gioganeo siamo esposti con un bel po' di quattrini. Te l'ho chiesto a caso. E certo, sì, adesso in questo momento, tra l'altro, ci sono molte opere che devono essere sistemate, opere che sono state purtroppo danneggiate, vi ripeto, dalle alluvioni che sono successe negli ultimi anni. E stiamo anche facendo un progetto per cercare di limitare queste catastrofi che ormai vediamo che si ripetono ogni 5-6 mesi, anche 4 se andiamo indietro di un paio d'anni. Cosa stiamo cercando di fare noi, così posso dare anche ai telespettatori un cenno su che cosa sta facendo il consorzio di bonifica? Stiamo cercando di sensibilizzare i comuni, per dotarli di un piano delle acque, in maniera che da oggi, quando un'area viene chiamata per fare sì o no l'edificazione, ci sia un bel quadro dove possono capire se quell'area lì può andare o no sotto acqua in caso di emergenza idrica. Sì, infatti. Questo non è mai stato fatto perché nei comuni che abbiamo noi... Quindi la prevedibilità. Esatto, insomma, sono quindi pochissimi quelli che sono dotati di questo piano, sono quelli più grossi. Questo la Regione sta anche lei mettendo del suo perché sta dando dei contributi per fare questo. Non è che la Regione si sia assolutamente tirata in là, però purtroppo il debito c'è e speriamo che arrivi velocemente Sentiamo adesso la Regione, un attimo solo, andiamo in pubblicità così dopo l'assessore può anche rispondere alle varie cose che sono emerse. Pubblicità, pochi secondi.